Cari amiche e amici, ben trovati sul canale streaming del Focolare Furlan di Roma. Oggi incontreremo Tony Capozzo, che qui saluto. Capozzo di Udine è noto giornalista, scrittore e corrispondente per le maggiori reti televisive e vorrei ringraziarlo per la sua disponibilità. Saluto quindi l'avvocato Gianluca Ruotolo, nostro consigliere, che conduce questo incontro. Sono infinite le esperienze di cui Capozzo ci potrebbe parlare, ma gradirei approfondire con lui il tema delle primavere arabe nel nostro Mar Mediterraneo e capire quale stagione oggi viviamo per quanto concerne la criticità di queste aree. Passo ora la parola all'avvocato Ruotolo. Grazie. Cari amici, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno a Tony Capozzo che ci ha fatto la cortesia questa sera di accettare il nostro invito per parlare delle primavere arabe e anche di altri argomenti. Pensando a un titolo abbiamo messo la geografia di Tony Capozzo, è qualcosa che riecheggia un lavoro di tempi lontani che era quello della geografia di Enzo Biagi, che si era come dire, occupato di tanti paesi del mondo, aveva considerato tanti aspetti della loro vita politica e della vita quotidiana e quindi abbiamo pensato a questo titolo che è un titolo molto comprensivo, insomma. E forse Tony vuole intervenire lui con qualche parola per dirci un po' quali sono state le sue esperienze più significative e poi passiamo all'argomento di questo nostro incontro che è appunto le primavere arabe. Beh, intanto un grazie all'avvocato Ruotolo che mi farà compagnia in questa chiacchierata e grazie al Presidente Francesco Pittoni. Non è una cortesia per parte mia, è un piacere insomma avere un incontro con un Focolare Furlan. Il titolo dell'incontro geografia a me francamente non ha fatto venire in mente il grande Enzo Biagi, ma piuttosto il mio deludente rapporto con la geografia quando andavo a scuola al liceo classico Jacopo Stellini a Udine, perché era una geografia fatta di superfici arative, di lunghezza dei fiumi, di estensione di elenco freddo degli emissari e degli immissari dei laghi. Non immaginavo allora che avrei molto amato la geografia, quella che si fa muovendosi tra i vari paesi. Ho anche in realtà scritto un testo di geografia lo posso citare perché ormai di molti anni fa, l'editore Zanichelli, e memore della mia deludente esperienza scolastica, ho cercato di farlo più narrato, più raccontato, con meno numeri, con più vicende che possano in qualche modo dare ai ragazzi, agli studenti il fascino della conoscenza, perché la geografia è una cosa bellissima, come la storia del resto, no? Anche la storia è qualcosa di affascinante. Può essere molto noiosa se hai dovuto studiarla in fretta sul Bignami cercando di mandare a memoria le date delle guerre puniche. La mia geografia è stata quella di un giornalista che non per scelta ma per caso si è occupato sin dall'inizio di conflitti, cioè non ho fatto la gavetta del cronista che incomincia nella sua città natale facendo il cosiddetto giro di routine fra il commissariato di PS, il pronto soccorso dell'ospedale, insomma, partendo dalla cronaca città del Consiglio Comunale. Ho cominciato da subito dai conflitti internazionali, in particolare in Centro America. Mai avrei immaginato, ed è stato forse il conflitto che quanto a ricordi mi ha segnato di più, di occuparmi della dissoluzione della Jugoslavia, perché da buon friulano, insomma, sono stati anni in cui giovane andavo in vacanza
in Dalmazia, in Istria, perché erano vacanze a buon mercato, mare bello. C'è stato, quando ero ancora più giovane, accompagnavo i miei a fare benzina oltre confine, a comprare carne. Come tutti vedevo quando andavo a Trieste, Ponte Rosso affollato di questi jugoslavi che venivano addirittura dalla Bosnia, lo vedevi da come vestivano e che si accampavano di fronte alla stazione ferroviaria. Non avrei mai immaginato allora, se mi avessero detto guarda che un giorno questo paese non esisterà più, avrei pensato di trovarmi di fronte a un visionario, per me è stata una lezione. La prima è che le guerre non sono solo guerre in posti così lontani da giustificare una specie di ritardo nella convinzione che si possano risolvere le controversie pacificamente. Non sono, per usare un'espressione che un tempo veniva usata, un fenomeno orrendo del terzo mondo, no. Abbiamo avuto nei Balcani delle guerre in Europa, come ci sono ancora oggi in Ucraina. Quindi quello che ci avevano insegnato a scuola e quello che avevamo, le immagini della seconda guerra mondiale e la convinzione che non si dovessero mai più rivedere delle immagini di quel tipo, è una convinzione che è stata scossa da quello che abbiamo visto succedere in particolare in Bosnia, no? Con la pulizia etnica, l'altro, non avrei mai pensato, quando ero ragazzino, lo dico per chi è di origine udinese, io sono stato a Dottrina al Tempio Ossario, che è una chiesa, diciamo, fuori dall'ordinario, perché ci sono sepolti, credo, i resti di 25.000 caduti nel primo conflitto mondiale, ed è la piazza, quel piazzale 26 luglio dove adesso c'è un grande monumento alla Resistenza, è la piazza in cui si venne radunata la divisione allora alpina Giulia alla vigilia della partenza per la Russia. Partirono in 19.000, credo, e tornarono in meno di 3.500. Non avrei mai pensato un giorno di vedere, frequentare i luoghi che ci venivano insegnati a Dottrina, no? Nazareth, Betlemme, il lago di Tiberiade. Sono tutti questi luoghi. Ho seguito per molti anni quella specie di conflitto permanente a bassa intensità che contrappone Israele e i palestinesi dei territori di Gaza. E poi ho un altro capitolo della geografia, la mia personale geografia è sicuramente quello africano. Ho avuto il piacere prima di questo incontro di scambiare due chiacchiere con il presidente Pittoni, che ha una conoscenza diretta, e questa conoscenza, è difficile dire conosco bene l'Africa, perché è un continente così variegato, così enorme, che insomma pretendere. Però mi accorgo, quando si parla di immigrazione, che la nostra opinione pubblica e spesso i nostri politici non conoscono l'Africa, o meglio possono essere stati qualche volta a Marrakech, vanno sul Mar Rosso, hanno visto le piramidi e fatto una crociera sul Nilo, ma l'Africa non la conoscono, e quindi sento spesso che parlano di cose che non sanno. Voglio aggiungere solo una cosa: in questa geografia, che comprende poi i luoghi molto lontani, per me il luogo da
cui sono partito, che il Friuli è rimasto sempre userei una parola semplice, banale, una specie di tana, di cuccia, di luogo dove tornare, dove senti l'odore di casa, dove mangi i piatti della tua infanzia. E spesso mi è capitato di parlare di quel Friuli in luoghi molto lontani, penso in Australia o in Argentina. Io in Argentina ho seguito il conflitto delle Falkland Malvinas, l'ultima guerra vecchio stile, no? E ovunque in Argentina va da sé, non ho certo scoperto io, e anche in Australia, ma anche in Canada. In Canada devo dire sono stato per un'occasione non drammatica, perché ci sono andato, credo che fosse nel 1986, per la prima schieramento oltre Atlantico delle Frecce Tricolori. Lo dico perché quest'anno, il 1° marzo, pochi giorni fa, le Frecce Tricolori, che sono tricolori e quindi sono ovviamente un patrimonio dell'intero paese, ma insomma col Friuli c'è un rapporto speciale per i tanti piloti friulani che hanno fatto parte, e perché non occorre abitare a Rivolto, insomma, per ogni tanto alzare gli occhi al cielo e vedere la pattuglia in addestramento, no? Molto spesso ho trovato friulani emigrati, a volte figli di friulani che erano emigrati un tempo, avendo conferma di quello che tutti sappiamo, però verificarlo di persona, ed è che i friulani si sono fatti onore ovunque, hanno costruito cose, case naturalmente, ma anche cose, imprese, e non hanno mai dimenticato le loro radici, e hanno mantenuto viva. I focolari naturalmente sono uno strumento molto importante nel farlo. Mi è capitato anche in Africa di conoscere dei missionari che non avevano nessun focolare su cui poter contare. E raccontare un po' della terra natia è stato sempre, in questa geografia, felice di girovagare, insomma, però un po' di aria di casa, insomma, è sempre qualcosa che fa compagnia. Eccoci allora, eccoci. Per giungere un po' all'argomento di oggi, a me interessava parlare delle primavere arabe a partire dalla loro origine. Allora, io volevo solo fare una piccola premessa e ricordare che in pratica tutto nasce in Tunisia. In Tunisia a un certo punto c'è un venditore ambulante che si dà fuoco perché è in condizioni di estrema povertà, aumentano i prezzi dei generi alimentari di prima necessità, e quindi lui, preso dalla disperazione, dice di non poter più sfamare la sua famiglia e si dà fuoco. E per quanto riguarda le primavere arabe, volendoci concentrare sulle cause, io ho studiato un po' l'aspetto della crisi alimentare che le ha precedute di qualche anno, perché nel 2007-2008 c'è stata una crisi alimentare che ha provocato una grande crescita dei prezzi dei generi alimentari e che da quel momento in poi ha anche causato una grande instabilità, perché c'è stata una fase di prezzi in crescita, poi una discesa e poi ancora una risalita, tant'è che dopo quella che fu la grande crisi del 2008 c'è stata una crescita ulteriore dei prezzi degli alimentari. Allora, bisognerà cominciare a fare una prima considerazione. Noi parliamo di paesi nordafricani, in pratica, che sono paesi dove c'è una crescita demografica molto forte, e oltre ad esserci una crescita demografica molto forte, l'età media è bassa. Allora, il problema che io mi sono posto, che è quello della ricerca delle cause di queste primavere arabe, allora, la prima cosa che volevo far rilevare è che
c'è stata questa crescita dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. E poi che questo è legato a una polemica che va avanti da tempo, che riguarda in pratica i biocarburanti, perché c'è tutto, gli americani lo chiamano il food versus oil, perché dicono che i terreni che sono sottratti alla coltivazione in pratica del grano e insomma per l'utilizzo dell'alimentazione umana causa un grande aumento dei prezzi di queste materie prime. Tutto questo succede in buona misura perché si tende a creare l'etanolo naturale che viene utilizzato come biocarburante nei paesi evoluti. E questa, secondo me, è una delle prime cause e io volevo sapere qual è il tuo punto di vista. L'altro aspetto che mi interessava particolarmente è anche, come dire, un occhio alla composizione demografica di questi paesi, perché in Africa l'età media è bassissima. Per esempio adesso, apro e chiudo una parentesi, con l'epidemia in Africa il numero di morti è un numero basso e sembra che, insomma, essendoci un gran numero di giovani, anche il decorso della malattia sia un decorso più facile e quindi il continente ne viene meno toccato. Però il problema che ancora una volta mi ponevo è che con una popolazione così giovane e così numerosa è naturale che ci sia un'ansia e una voglia di cambiamento che quando, per esempio in Italia, il 68 italiano, secondo me, per taluni versi è accostabile alle primavere arabe. E non so cosa pensi tu, perché secondo me queste due concause spiegano buona parte del loro inizio. Poi dopo il decorso è avvenuto in maniera differenziata a secondo dei paesi. Guarda, io credo che la prima cosa che dovremmo fare è capire che alcune nostre categorie mentali non ci aiutano a capire quello che succede sull'altra sponda del Mediterraneo o in generale nel Medio Oriente. Intendo dire, tornassimo un momento alla Jugoslavia, dovrei ricordare a tutti che la guerra in Bosnia deflagrò, andava maturando naturalmente, c'erano delle cause sotterranee, però il casus belli fu un referendum richiesto dall'Unione Europea che disse invece di fare la fine dei croati e serbi che si sono fatti la guerra, facciamo un bel referendum in cui vi esprimete pro o contro l'indipendenza. È stato il casus belli. No? Era ovvio che c'era una buona volontà da parte dell'Unione Europea di addomesticare le ragioni di quel conflitto, di trasformarle in una discussione democratica e in una votazione pacifica. Invece fu il passo fatale che fece deflagrare il conflitto. Ora, noi molto spesso, se andiamo a vedere i giornali e rivedessimo i servizi televisivi di quei giorni, l'abbiamo visto come una ventata di democrazia destinata finalmente a far uscire da regimi dispotici e autoritari paesi che si caratterizzavano innanzitutto per l'assenza di democrazia. Se andiamo a vedere la geografia delle primavere arabe, è una geografia che ha dimostrato che il mondo arabo è a macchia d'olio, no? Nel senso che poi sono vasi comunicanti, qui si incomincia in Tunisia e la cosa si comunica ad altri luoghi. E però sono movimenti molto diversi gli uni dagli altri. E movimenti che non attecchiscono in altri paesi contigui, dove pure ci sono delle situazioni che non sarebbe giusto
equiparare alle democrazie europee. Io penso Marocco, Sì. che ha una legislazione abbastanza avanzata, dove c'è una dinastia che per tradizione è considerata unta dal Signore, per così dire, perché il sovrano, la famiglia del sovrano appartiene alla famiglia di Maometto, e questo naturalmente è una specie di imprimatur che rende difficile pensare a una ribellione contro l'autorità investita di un ruolo di quel tipo. Lo stesso, anche se la dinastia è hascemita, ma in Giordania, no, in Giordania anche lì c'è una legislazione abbastanza, è un paese sicuramente più avanzato degli altri, anche se c'è un controllo poliziesco abbastanza forte, soprattutto Molto per il forte. fatto che una buona parte del paese è di origine palestinese, poi in realtà, no? I veri giordani sono i beduini del deserto, insomma, e sono quasi una minoranza nel loro stesso paese. In Giordania non c'è stato nulla di tutto questo. No? Sono due paesi, il Marocco e la Giordania, dove non possiamo parlare di democrazie, no? Entrambe sono monarchie poi, no? Però diciamo più aperti al mondo, con un rapporto con l'Occidente molto più fecondo, molto più intenso. Le primavere arabe partono in Tunisia, uno dei paesi più occidentalizzati dell'intero Maghreb, e però conducono la rimozione, hanno successo perché rimuovono Ben Ali e la sua famiglia. Era un regime non solo autoritario ma anche estremamente corrotto. Cosa producono sul piano? Producono un sistema, è l'unica primavera araba che non finisce in tragedia, diciamolo subito. Ma producono l'affermarsi di un partito della fratellanza musulmana, quindi un partito tendenzialmente non amico della democrazia, è nada, anche se poi sarà un partito che giocherà onestamente, rispettando il responso delle urne quando verrà sconfitto, cedendo il governo ad altri, rientrando poi in una successiva scadenza elettorale di nuovo al governo. Ma se andiamo a vedere oggi, naturalmente la situazione, parliamo di una democrazia molto fragile, quella tunisina, è gravata da quel processo di cui Ruotolo ci ha parlato, la crescita demografica e la vertiginosa disoccupazione tra i giovani, ma è tra i paesi del mondo arabo quello che ha fornito il maggior numero di foreign fighters, cioè di combattenti allo Stato islamico. Si dice che sembra che coloro che hanno cercato di raggiungere dalla Tunisia i territori dello Stato islamico siano nel numero di 7.000. No? E questo vuol dire che la ventata di democrazia, di libertà di parola è stata utilizzata anche con sapienza, con scaltrezza dai nemici della democrazia, dai nemici della libertà di parola. In Egitto è successa quasi la stessa cosa. Oggi è molto difficile parlarne perché noi italiani siamo colpiti naturalmente dalla vicenda del nostro corregionale Regeni e adesso anche da quella dello studente a Bologna, Zacchi, e riesce difficile spiegare ai nostri connazionali italiani che il regime egiziano, per quanto odioso nella sua repressione del dissenso, è un argine ai fratelli musulmani, e il colpo di Stato che li ha portati, che ha portato al-Sisi al potere, ha messo fuori gioco Morsi, il premier della fratellanza musulmana. Quando noi
purtroppo in Italia sono termini che non si conoscono. Io ho visto qui a Milano addirittura manifestazioni di egiziani con le 5 dita del manifesto, è fratellanza musulmana, solo che nessuno, a cominciare o pochissimi, conoscevano il significato di quei simboli. Allora, va detto, nel caso di, naturalmente è giustissimo pretendere la verità su Regeni e che quella morte venga sancita da condanne anche in un'aula, fosse pure un'aula italiana, fosse pure con imputati purtroppo latitanti. Ma dobbiamo ricordare sempre, molto spesso in Italia viene fatto il discorso, ma gli affari con l'Egitto, certo, sicuramente. Non credo che siamo un paese oggi nella condizione di considerare gli affari un optional, no? Perché gli affari, qui non parliamo degli individuati da Leni nelle acque antistanti l'Egitto, quando parliamo di altri rapporti con l'Egitto. Però dobbiamo sapere che quel regime, ripeto, odioso, è quello che in qualche modo ha contenuto l'avanzata di un radicalismo islamico che si era fermato grazie alla primavera araba. La primavera araba questo non vuol dire ovviamente che i giovani nelle piazze cercassero un regime islamico. Volevano, credo che una delle ragioni per cui le primavere arabe sono scoppiate è tranquillamente internet e le televisioni, giovani che vedevano come si vive altrove, la libertà di vita, di stile, di consumo che c'è in altri luoghi, a cominciare dall'Europa, e la volontà di averle anche loro queste cose. No? Si sono trovati a far vacillare dei regimi e l'unica forza clandestinamente organizzata, questo valeva in Tunisia e a maggior ragione è valso in Egitto, era la fratellanza musulmana. Se voi andate a vedere la Siria, dove anche lì è iniziato con una specie di primavera araba, no? Nessuno, io sono stato anche nella Siria di Assad, nessuno può definire Assad quello di Assad un governo democratico. Era certo, questo va detto, un governo che lasciava ampia libertà religiosa anche alle minoranze e in particolare ai cristiani di Siria, che, lo ricordo, nei giorni in cui il Papa fa un viaggio a quelle latitudini, non sono i cristiani africani convertiti, educati, accuditi, conquistati alla fede dai missionari. In Medio Oriente i cristiani sono i nostri predecessori, i nostri antenati, quella è la culla del cristianesimo, non sono è vero, i perché cristiani pochi figli ricordano. del colonialismo. Sembra sempre che siano cristiani come gli indios del Centro America convertiti da Cortés e da Pizarro sul filo della spalla. No, qui siamo di fronte ai luoghi dove è nato il cristianesimo, non solo dove è nato Gesù Cristo, ma dove è nato il cristianesimo. Ora, lì in Siria è iniziato come una rivolta democratica contro un despota, del quale l'estremismo islamico si è fatalmente impossessato, come abbiamo visto, ha ingoiato, fagocitato tutte le componenti democratiche, trasformando la lotta al regime nell'occasione per mettere in piedi lo Stato islamico. Quello che ha prodotto lo Stato islamico in Europa lo sappiamo, quello che ha prodotto lì ne abbiamo avuto ampi racconti. Ora, io mi scuso per la lunghezza, ma credo che, insomma,
tanto ogni paese faccia storia a sé, no? E bisogna stare attenti ma che non è che ovunque c'è una rivolta, questa rivolta inevitabilmente è portatrice di riuscirà che la storia si ripete, insomma, che ogni volta è una rivoluzione francese portatrice di uguaglianza, di fraternità. Non è che ogni volta entriamo di fronte a... No, la storia non è così lineare, no? Allora, da questo punto di vista, voi ricorderete, quelli della mia età ricordano la figura dello Shah di Persia, no? Che Esatto. certo, insomma, era tutt'altro. Con la simpatia con cui guardammo alla rimozione dello Shah di Persia, no? Tra l'altro abbastanza indolore, diciamo, perché non fu un bagno di sangue, fu una manifestazione di moltitudini. Ricordate il ritorno di Khomeini? E beh, se ci avessero detto allora che l'Iran con cui ci saremmo dovuti relazionare era l'Iran che fa una ricerca nucleare minacciosa, un Iran in cui la condizione della donna è francamente avvilente, e l'idea stessa, insomma, stiamo parlando di una civiltà, di una grande civiltà millenaria, no? Ridotta a un puritanesimo della fede che, insomma, che ci sembra appartenere ad altre epoche, non al nostro secolo. E beh, quella fu una rivoluzione con la quale non si poteva non simpatizzare e che però ha prodotto quello che ha prodotto. Questo lo stesso vale se noi, ripeto, andassimo a riguardare i titoli dei giornali nelle corrispondenze di quei giorni, dovremmo scuotere la testa e dire quante illusioni. Condivido questa tua considerazione, per quanto volevo dire due cose. Tu giustamente ricordi la questione dei cristiani del Medio Oriente. Bisogna sempre ricordare che quando è stato votato il credo, quello che si dice a messa dal concilio di Nicea, ma circa 3/4 dei vescovi che l'hanno votato, forse un po' meno, erano orientali. Cioè il cristianesimo nasce come religione orientale. Questa qui è una cosa di cui nessuno tiene conto. E il credo viene votato al concilio di Nicea da vescovi in massima parte orientali. Questa è una cosa che sfugge alla stragrande maggioranza non solo dei cristiani, ma anche proprio come dato storico, viene completamente rimossa. Però è vero, il cristianesimo è una religione medio orientale e questi cristiani del Medio Oriente sono effettivamente nostri antenati. Per quanto riguarda poi la Siria, secondo me è importante sottolineare un aspetto. È vero che in Siria c'è un regime, come dire, magari non completamente democratico, comunque un regime laico che riconosce pluralismo, libertà di religione, e la donna ha una condizione occidentale e quella situazione è questa. C'è un aspetto che riguarda la storia della Siria, che anch'esso viene generalmente dimenticato, che riguarda il rapporto con l'integralismo islamico, perché quando c'era il padre dell'attuale presidente, cioè Hafez el-Assad, intorno al 1982, credo che fosse il 1982, c'era una città che era il covo degli integralisti islamici in Siria, che è stata interamente distrutta, quasi interamente distrutta. Adesso purtroppo non mi viene in mente, ma voglio dire, anche la popolazione, che era una popolazione, sembra una specie di con sistemi quasi medievali, insomma, tipo quelle crociate contro i catari, contro gli albigesi, li hanno fatti fuori tutti fisicamente. Cioè Hafez el-Assad è un leader che aveva un impianto occidentale, faceva l'equilibrista come tanti di loro tra est e ovest, era uno che sapeva barcamenarsi, e quando fu un momento non ebbe alcuna pietà nei confronti di questi integralisti islamici. Volendo poi tornare alla questione delle primavere arabe e parlare in particolare dell'Egitto, io ti dirò questo: io ho una sensazione guardando all'esperienza, cioè diciamo, se noi guardiamo i risultati della primavera araba egiziana, io ho la sensazione dell'andata e del ritorno, e mi spiego, mi esprimo. Allora, bisogna andare indietro nel tempo. Quando nel 1981 muore Sadat, che muore ammazzato,
Arriva poi, con alterne vicende, Mubarak, che si crea uno stato di emergenza che dura in pratica 30 anni. E questo stato di emergenza che dura 30 anni, con questo regno di Mubarak che ne dura, mi pare, 29, crea una situazione di, non so come dire, un po' come la pentola a pressione, cioè lui contiene la fratellanza musulmana che era all'epoca, per tutti questi anni, tollerata, ma che non poteva aspirare ad avere un potere riconosciuto, insomma. E quindi arriviamo a 10 anni fa, 11 anni fa, quando ci sono queste primavere arabe. Secondo me, oltre al fatto della, come posso dire, dell'ardore giovanile, della politica di questi giovani, delle situazioni anche economicamente sfavorevoli e così avanti, che peraltro in Egitto non, insomma, non si presentavano, era diverso perché secondo me, da quanto ho potuto vedere e studiare, in Egitto la situazione economica con Mubarak era una buona situazione economica. La crescita economica con Mubarak sfiorava il 5%. Era un paese naturalmente non ricco, assolutamente sovrappopolato. Ecco, io apro qui anche un'altra parentesi. L'Egitto in tempi storici, cioè parliamo dei tempi dei faraoni e poi dei tempi romani, non ha mai avuto più di 5-6 milioni di abitanti, perché la parte fertile dell'Egitto è una parte piccola e quindi l'agricoltura egiziana poteva sostentare un numero che originariamente sarà stato sui 3 milioni di persone e poi è andato via via crescendo. Adesso, come dire, siamo sui 100 milioni, per cui sono veramente tanti, e hanno anche un problema, nonostante la crescita economica che c'è stata con Mubarak, finché c'è stato, hanno anche un problema di aiuti alimentari e di, come dire, anche di sopravvivenza di un paese nel suo complesso. Allora, lì c'è anche un problema che riguarda il rapporto con alcune potenze, come per esempio gli Stati Uniti. Secondo me, una delle cause delle primavere arabe è stata la scelta di Obama di aprire in qualche maniera i fratelli musulmani, anche di Hillary Clinton, all'epoca segretario di Stato, legittimandoli pro quota con finalità sperimentali, e questo però, come dire, ha aperto un vaso di Pandora. D'altronde io vorrei dire due cose. La prima è che si calcola che gli americani abbiano, come dire, abbiano dato all'Egitto aiuti per circa una 60ina di miliardi di dollari dalla caduta di Sadat fino alla caduta di Mubarak. Poi senz'altro hanno continuato. Comunque i conti erano quelli. E poi la seconda cosa è stata anche alla fine del gennaio del 2011, quando è scoppiata la rivoluzione egiziana, che poi è stata quasi incontenibile, sono state anche le prese di posizione del governo americano, perché a un certo punto, vista la mala parata, Mubarak aveva imbarcato il capo dei servizi segreti egiziani, che era Uman Sulaiman, il quale è diventato vicepresidente della Repubblica sempre negli ultimi giorni di gennaio, per cercare di tacitare la folla che temeva che il prossimo presidente della Repubblica fosse Mubarak figlio, perché è uno dei timori, una delle grandi, come dire, paure di questa folla delle rivoluzioni delle primavere arabe era che era la, come possiamo dire, dinastizzazione ereditaria della famiglia Mubarak. L'ha fatto anche Cromwell a un certo punto. Cromwell era un grande rivoluzionario, comunque anche lì, poi così. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento degli americani, quando Mubarak imbarca Sulaiman e quando al-Baradei gli chiede di lasciare la presidenza, il governo degli Stati Uniti, sia per bocca di Hillary Clinton, allora segretario di Stato, che per quella del presidente Barack Obama, hanno fatto sapere che la loro intenzione era quella di andare verso un cambiamento sia pur lento, cioè di appoggiare, testuali parole, dissero appoggiare un'ordinata transizione verso un governo in linea con le aspirazioni del popolo egiziano.
Poi dopo diciamo, questo suggerimento venne posto nei giorni immediatamente successivi, cioè i primissimi di febbraio, prima degli scontri del 2, in maniera ancora più forte e più decisa, perché Barack Obama aveva di nuovo invitato Mubarak a lasciare la presidenza della Repubblica per avviare questo processo. Quindi c'è anche questo aspetto. A un certo punto c'è questo intervento, diciamo allora, nella presenza forte degli americani nella politica egiziana, c'è, come dire, un tentativo di aprire ai fratelli musulmani. Questa cosa, secondo te, come nasce questo passo che decide di fare l'amministrazione americana? È l'illusione di Obama sostanzialmente e la scelta di valersi dei fratelli musulmani come una chiave per una pacificazione nel Medio Oriente. Grande errore a mio avviso, no? Che insomma ha il suo momento topico ufficiale nel discorso di Obama agli studenti all'Università di Al-Azhar al Cairo, e secondo me in una sostanziale ignoranza della natura dei fratelli musulmani. Voglio dirla in 2 parole perché anche chi ci ascolta non è obbligato a conoscere. I fratelli musulmani sono una corrente radicale dell'Islam che non separa religione e politica. Per loro il governo giusto è il governo ovviamente a pensiero unico e a partito unico, in cui religione e politica non marciano separati. Noi in Occidente ci siamo arrivati attraverso secoli, ma ci siamo arrivati. Libera Chiesa e libero Stato, insomma, a Cesare che di Cesare. I fratelli musulmani sono quindi per una giustizia che si ispiri alla Sharia, sono per dei codici della famiglia che si ispirino al Corano, sono per una identificazione sostanzialmente fra. Questo è uno dei problemi sempre dell'Islam, no? Io dico sempre, io credo che tutti abbiano il diritto naturalmente di celebrare i propri riti, di pregare, di vivere la propria religione, ma la moschea non è la traduzione in arabo della nostra Chiesa. La moschea è un luogo identitario anche dal punto di vista sociale e politico, mentre la Chiesa, certo possiamo ricordare le campagne elettorali del primo dopoguerra in cui, ma insomma, la Chiesa casi particolari. oggi sì, ma la Chiesa è soprattutto un luogo di identità religiosa, insomma, no? Questo sono i fratelli musulmani. Dice uno, ma com'è che si è sbagliato? Ma la politica internazionale è piena di errori clamorosi, no? Noi le vediamo anche in questi giorni, quando pensiamo alla sola questione delle scorte di vaccini, no? E vediamo che l'Europa, un continente maturo, avanzato, capace, una classe politica e burocratica sterminata a Bruxelles, non è stata capace di rapportarsi in modo efficiente con le grandi case farmaceutiche e dotare il continente, l'Unione, di scorte di vaccini sufficienti ad affrontare celermente la questione. Dice, come mai? Sono stati degli sbagli. L'Unione Sovietica, quando decide di invadere l'Afghanistan, aveva acceso la miccia per la sua stessa fine, acceso la miccia per la nascita del fondamentalismo islamico. Bin Laden andò a combattere in Afghanistan, andavano a nascere i talebani, nasceva Al-Qaeda. Le grandi potenze hanno dalla loro la grandezza, no? Il potere. Non è detto che abbiano dalla loro la lungimiranza, la capacità
di scegliere gli interlocutori giusti e di fare le scelte giuste. Naturalmente è difficile perché lo vediamo in questi giorni, no? È entrato persino nel dibattito italiano la questione dei rapporti con l'Arabia Saudita Sì. e con un principe che sembra difficile ritenere che non sia coinvolto in un omicidio come quello di Khashoggi. Io credo personalmente, credo che purtroppo non siamo, se noi andassimo a scrutare, a fare la radiografia dei rapporti internazionali della Svizzera, il paese più pacifico che esiste, dal punto di vista morale, quanti conti correnti di dittatori sanguinari sono stati depositati in Svizzera? Cioè, è molto difficile leggere la politica internazionale solo sulla base della morale, no? Se fosse così dovremmo probabilmente chiuderci nel nostro paese, dovremmo dire di nuovo viva l'autarchia, ciò che non è possibile, che sarebbe tapaziano, per così dire, no? Sarebbe la nostra rovina. Certo che il pragmatismo è un esercizio difficile, no? Io credo che, ed è molto più difficile oggi, che il mondo è attraversato da un multipolarismo disordinato. Intendo dire, io penso che la classe politica della cosiddetta Prima Repubblica avesse dei leader più capaci, più preparati, più colti di quelli che abbiamo oggi. E però era un mondo un po' più semplice, perché o stavi con Mosca o stavi con Washington. L'Italia in particolare è riuscita, grazie a figure come Andreotti o Craxi, a essere amica nello stesso tempo di Israele e dei palestinesi, essere fedele alleato di Washington, però senza mai irritare troppo Mosca, e ha fatto di questa sua posizione una specie di virtù rara, no? Di essere questa capacità equilibristica. Oggi è molto più difficile. Oggi è molto più difficile, l'abbiamo visto in Siria, no? Qual era la posizione italiana e persino dell'Unione Europea sulla Siria, no? È una posizione difficile da capire, in buona sostanza, perché non c'era, no? Se noi guardiamo ai rapporti con l'Iran oggi, o al contrasto tra mondo sunnita e mondo sciita, c'è grande incertezza. Da questo punto di vista, le idee più chiare, forse è rischioso, ma non è così difficile, Papa Francesco, no? Che va anche a Najaf a incontrare Al-Sistani, che è una delle autorità, il grande Ayatollah, una delle massime autorità del mondo sciita, e poi incontra anche i sunniti, no? e pretende con forza di parlare a tutti quanti. Nella politica, che naturalmente ha una portata diversa dalla religione ed è molto più legata anche agli interessi economici, è difficile essere amici di tutti, ma è anche molto difficile fare delle scelte. Ripeto, per me, io considero, ma anche per il futuro dell'Europa, delle nostre esistenze, della nostra cultura, dei nostri stili di vita, delle nostre conquiste in quanto a diritti, estremamente pericoloso il considerare i Fratelli Musulmani un partito come un altro. No? Sono una forza politica radicale, che non necessariamente è connessa a chi commette atti violenti, no? Quindi non equiparabile allo Stato islamico, Al-Qaeda, ma forse per questo ancora più pericolosa, perché non abbiamo a che fare con poche migliaia di terroristi, ma ha un pensiero politico che influenza milioni di persone sull'impossibilità di tenere separato la religione e lo Stato. E questo in qualche modo ha a che vedere anche con l'integrazione delle comunità, l'integrazione
delle comunità islamiche in Europa, no? Perché ovviamente il giorno che una rappresentanza politica cresciuta nel credo dei fratelli musulmani fosse presente tra di noi, avremo un processo di integrazione molto più difficile, come vediamo del resto in Gran Bretagna, no? Ci sono addirittura dei piccoli tribunali della Sharia. Incomincia col fatto, dice, abbiamo il diritto di giudicare tra di noi come fossero questioni interne della comunità, questioni familiari, no? Il divorzio, il ripudio, cose di questo tipo. Costruisci una specie di area riservata, no? Di ghetto di prepotenze che non possono convivere con l'idea che noi abbiamo di civiltà. Vabbè, ma questo ci porterebbe molto lontano. Sì, in Inghilterra Per dire però... Abbiamo ascoltato una narrazione veramente interessante. Questo proprio per quanto riguarda il Mare Nostro, al di là del latino. È un Mare Nostro che si affaccia su questi paesi di cui abbiamo preso cose interessantissime, ma soprattutto abbiamo anche ascoltato qualche consiglio sul metodo, su come capire le notizie su paesi che vengono presentati in modo molto veloce al telegiornale con notizie sporadiche e incomplete. Oggi devo veramente ringraziare sia Ruotolo sia che Capozzo per questa narrazione estremamente interessante. E ci permette di capire molto di più di quello che normalmente leggiamo o ascoltiamo nei telegiornali. Nel concludere questo incontro, lascio ovviamente a voi l'ultimo intervento, ma vorrei qui proporre un prossimo incontro per ricordare la figura di Savognin di Brazza, come mi accennava Capozzo, grande esploratore illuminato del fine Ottocento, che diede origine alla città di Brazzaville e che tutt'oggi viene riconosciuto come un esploratore con grande umanità. Ecco, all'insegna di questi concetti, questi principi, speriamo che questo buon senso, questa umanità prevalga anche nei paesi del nostro Mediterraneo. Io vi ringrazio, ma lascio a Capozzo l'ultima parola. No, io devo solo ringraziare e mi sono venuti in mente, mentre chiacchieravamo, tante figure di friulani che non posso ovviamente ricordare uno a uno, però che in questi angoli del mondo importanti e però meno fortunati ci sono dati da fare. Io penso esempio agli uomini della Brigata Giulia. In questi giorni so che Bala Murghab, una delle basi avanzate che avevano difeso in Afghanistan, è di nuovo in mani talebane, e il destino della missione in Afghanistan che Trump aveva avviato a conclusione, che Biden sembra intenzionato a mantenere, ma pare comunque, al di là delle scelte americane, piuttosto segnato innanzitutto dall'incapacità degli stessi afghani di darsi un governo che non sia corrotto, che non sia teso a vivere solo di aiuti internazionali, e dall'altra dalla presenza di forze ostili come i talebani, ma ancora di più lo Stato islamico, no? Che confronti. Ora, io mi sono chiesto che fine avesse fatto una lapide che era stata eretta a Bala Murghab a ricordare degli alpini caduti, fra cui un sardo che era stato
era diventato friulano ad onore nelle valli del Torre Shanna. E quando parlavo di Balcani mi tornava in mente un valentissimo diplomatico come Zanier, che oggi credo presieda una commissione per i diritti delle minoranze a Bruxelles, ma che ha ricoperto incarichi importantissimi in Kosovo, ad esempio. E anche lì, persino nel lavoro diplomatico, insomma, che è un lavoro estremamente misurato e diciamo millimetrico, no? Che non deve essere vistoso per avere successo, è una persona che ha fatto onore al Friuli. Voglio ricordare che la figura più illustre, no? Almeno nel campo della diplomazia, è Gian Domenico Picco, no? L'uomo che portò lavorò alla liberazione di molti ostaggi in Libano e si conquistò una stima internazionale, insomma, per il suo lavoro. Ecco, volevo solo dire che in fondo aver parlato di questi problemi a Focolare Furlan non è stato parlare di argomenti estranei alla storia, alla cultura e persino all'impegno professionale di tanti friulani. Grazie Grazie mille.